Inaugurata a Londra la mostra dedicata ai 500 anni dalla nascita di Andrea Palladio, realizzata dal Comitato regionale per le celebrazioni palladiane in collaborazione con il CISA di Vicenza. Dopo aver chiuso i battenti proprio a Vicenza con 100.000 presenze, l'esposizione è stata trasferita alla sede della Royal Academy of Arts nella capitale inglese. A capo della delegazione veneta la presidente del Centro Internazionale di Architettura Andrea Palladio, l'europarlamentare Elia Sartori. Londra non sarà l'unica tappa europea che ospiterà la mostra sul grande architetto veneto. A maggio sarà a Barcellona ed ad ottobre a Madrid per poi andare negli Stati Uniti. Per migliorare la qualità nelle piccole e medie imprese venete, la Giunta ha stanziato circa 3 milioni di euro e fondi per investimenti per altri 6 milioni e sull'innovazione e la ricerca l'intervento pubblico è ancora più consistente. Il 2008 è stata approvata la legge 9 che permette una riorganizzazione che è stata finanziata con un bando che è in corso con 13 milioni di euro al quale si aggiungono risorse del bilancio 2009. Contemporaneamente nei prossimi mesi, ma prima dell'estate sicuramente, ci saranno altri 3 bandi per complessivi una settantina di milioni di euro che riguarderanno sempre l'innovazione e la ricerca sia a favore delle imprese sia a favore anche dei centri di ricerca e quindi anche delle università e i parchi scientifici. Altri 85 comuni del Veneto riceveranno dalla Regione complessivamente 16 milioni di euro come contributo per la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Per l'assessore Chisso è necessario intervenire quanto prima sull'eliminazione dei cosiddetti punti neri della viabilità veneta. Il comparto agroalimentare veneto ha tenuto bene anche nel 2008 nonostante qualche preoccupazione sulla redditività. Gli esperti di Veneto Agricoltura e dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria hanno rilevato prezzi ballerini con continui ribassi nel secondo semestre. Calano le aziende agricole e gli occupati, ma non nell'industria. Tiene bene l'esportazione. Per mantenere competitivo il comparto agricolo veneto, la Giunta ha predisposto una serie di iniziative. Faremo delle azioni importanti sul piano di sviluppo rurale, che saranno quelle di una capacità di stare vicino soprattutto ai giovani che vogliono mettersi nel mondo dell'agricoltura, perché hanno avuto nei passati mesi una risposta molto efficiente rispetto ai bandi aperti. La seconda grande attività che faremo per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale è la totale sburocratizzazione, quindi limitiamo tutta l'attività amministrativa a carico degli imprenditori proprio perché anche quello è un costo. L'assessore Valdegambri ha presentato il concorso fotografico riservato alle scuole superiori dal titolo Uno scatto nel sociale. Gli studenti del Veneto fotografano le nuove povertà. L'iniziativa è promossa dalla Regione e dall'Osservatorio Devianze, Carcere e Marginalità Sociale. Per informazioni www.unoscattonelsociale.it.